Capogruppo Bozza, oggi presentiamo i vini della Valpolicella, prodotto straordinario della nostra regione, conosciuti a livello internazionale, 87 paesi, però c'è bisogno ancora di fare di più, spingere ancora più sull'investimento e sulla promozione. Abbiamo ospitato per il quarto anno di seguito il Consorzio Tutela Vini Valpolicella con grande piacere nel nostro Palazzo Ferrofini, la Casa dei Veneti, proprio per conoscere quelli che sono i dati, quello che è l'andamento delle produzioni e ovviamente quelle che sono anche le nuove sfide del mercato. È chiaro che siamo in un momento particolare perché abbiamo un vino di grande qualità, d'eccellenza, conosciuto in tutto il mondo, in 87 paesi, 2200 aziende produttrici coinvolte, abbiamo 8600 ettari vitati con un vino che ha conquistato il mondo. Oggi ovviamente a causa della situazione contingente internazionale vive questo vivo un momento di piccola difficoltà e noi dobbiamo prontamente sostenerlo perché ovviamente ne va non solo della storia, della tradizione, ma di un comparto importante dell'economia della nostra regione, del nostro paese, perché ricordiamo che il vino Valpolicella è diciamo, il vino più importante del nostro Veneto e tra i più importanti a livello nazionale, quindi un sostegno concreto andando insieme non solo a sostenere le aziende, non solo a vincere le nuove scommesse nei mercati nuovi internazionali, sostenerla nella candidatura ovviamente di patrimonio immateriale UNESCO e infine promuovere anche l'enoturismo perché penso che sia insomma, una conquista anche per la cultura e la conoscenza dei paesaggi. La sinergia tra consorzi, amministrazioni comunali e produttori è fondamentale per promuovere i vini della Valpolicella che sono prodotti di assoluta eccellenza. Certamente, infatti oggi noi siamo qua, i 19 comuni che fanno parte del Consorzio Valpolicella hanno voluto oggi essere presenti per far sì che questa sinergia sia un valore aggiunto ed importante. Insieme in questi anni abbiamo lavorato su varie tematiche perché credo che solo lavorando insieme tra comuni, amministrazioni, consorzi e produttori si ottengano quei risultati che sono l'eccellenza del territorio. Abbiamo sottoscritto insieme anche la candidatura all'UNESCO del rito dell'appassimento, quindi un altro passo avanti. Abbiamo lavorato per cercare di fare un regolamento sull'utilizzo dei fitofarmaci, un lavoro importante che ha portato dei risultati molto importanti per quanto riguarda l'ecosostenibilità dei nostri territori. Allora, Presidente Stefani, il vino della Valpolicella è un'eccellenza assoluta non solo per la nostra regione ma in tutto il mondo, un export importante anche per i vini regionali e l'importanza della regione di continuare a essere al fianco dei nostri produttori. Basta ricordare un dato, oltre il 37% dell'export vitivinicolo italiano parla veneto, è veneto e quindi credo che questo basti per capire l'importanza di un asset strategico come quello vitivinicolo. La regione deve essere al fianco dei produttori, di chi tutti i giorni promuove queste realtà a partire da questo meraviglioso consorzio che io conosco molto bene, che ci permette anche di guardare al nostro territorio con l'orgoglio di chi sa appartenere a una determinata comunità come quella della Valpolicella.